Benvenuti a un altro appuntamento con Chiesa in città, siamo sempre in compagnia del Vescovo di Trieste, Monsignore Enrico Trevisi. Quest'oggi sono con noi Matteo Longo ed Erika Mastrociani. Entrambi sono stati volontari durante la settimana sociale dei cattolici in Italia a Trieste nel luglio scorso, perché oggi ci occupiamo doverosamente, torniamo a parlare di quella manifestazione anche alla luce della presenza di Papa Francesco a Trieste, appunto in quella circostanza. Le chiedo una cosa subito, Monsignor Trevisi, d'amblè. È difficile far arrivare un Papa in una città, cioè non credo che bisogna prepararla con parecchio anticipo, forse anche no, sono tutte cose che magari sono difficili per noi da codificare. Sì, diciamo che il Papa è venuto perché c'era questo evento a livello nazionale, sì, la 50ª edizione della Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. E certamente il Papa che gira il mondo intero, tante sono le città, le diocesi italiane, per cui non è facile, per di più noi sappiamo, insomma, il Papa già anziano, sì, sulla sedia a rotelle, malato, e questo però ci porta ancora di più a dire il Papa ha voluto venire a Trieste, ha scelto di venire a Trieste, sia perché c'era questo evento del tutto particolare, e io penso proprio anche perché Trieste è Trieste, perché come lui stesso ha ripetuto sia nell'omelia come anche poi dopo nell'Angelus, il 7 di luglio, Trieste è una città che è crocevia, che è incrocio, che è confluenza di popoli, culture e religione, e pertanto è una città che io penso era proprio nel cuore anche del Papa, che ci tiene molto col suo magistero a sottolineare questi aspetti di incontro, confronto, dialogo e così via. Noi ci eravamo anche visti la scorsa settimana, e quella frase, no? Trieste ha le carte in regola, è una di quelle frasi che direi proprio nella storia della città rimangono. Sì, lo ha detto sia per la comunità ecclesiale che per quella civile, che sono delle sfide che abbiamo le carte in regola da affrontare. Questo perché mi sembra bello, ecco, dire è una eredità per tutti, e anche di quel progettare e organizzare la pace, l'incontro. Ed è un po' anche per questo che alcune iniziative, insomma, il Papa ci ha lasciato già quasi un po' il sommario di un programma per la nostra città e per la nostra Chiesa, per cui anche questa attenzione al mondo dei Balcani, che mi piacerebbe, il dialogo ecumenico e interreligioso, ma poi un po' all'interno di un po' il tessuto normale, quotidiano, far tesoro di quelle parole che ci sollecitano a non prendere paura delle sfide, anche se talvolta sono molto complesse. Il Papa non ha fatto polemiche, però non ha neanche nascosto che occorre contemperare insieme la nostra identità con l'accoglienza. Ci ha detto chiaramente questo a tutti, che le sfide sono grandi, nessuno ha le ricette in tasca, però anche che sono sfide belle e abbiamo le carte in regola per affrontarle. Allora, entrambi voi avete partecipato, appunto, dicevamo prima, come volontari all'organizzazione di quell'evento. Parto da lui che mi sta più vicino. Mettiamola così, che cosa hai portato a casa subito di quelle giornate, e come eventualmente hai elaborato col tempo che passava quell'esperienza? Allora, la cosa che ho portato da casa fin da subito è stata sicuramente una grande gioia. Vedere il Papa, io ho avuto la fortuna di essere in prima fila proprio, che come volontari ci avevano chiesto e ci hanno dato questa grande grazia di essere in prima fila vicino alle autorità civili e di essere là davanti, quindi vedere il Papa da vicino, che era una cosa che non mi era mai capitata, è stata veramente una grande gioia. Quindi mi è capitato, questa cosa è stata super bella, super positiva, e lo ricordo sempre anche con gli amici, magari quando se ne parla, soprattutto in questi giorni, parla e si ricorda di quel momento lì. Ho mostrato le foto, soprattutto con gli amici dell'università che magari non erano qua a Trieste, quindi è stato veramente molto bello.
con il passare del tempo, anche alla luce del fatto triste di Pasquetta, della morte del Papa, ricordo soprattutto le parole e di come per la prima volta mi sono sentito veramente parte della Chiesa triestina, come quando ti senti parte di una grande famiglia, di un grande modo, che è proprio quello che mi piace della diocesi qua di Trieste, che sei veramente parte di una famiglia e che è bello condividere, soprattutto adesso anche con la pastorale giovanile, è molto bello, ti senti parte, ti senti partecipe e vivi veramente bene questa Chiesa. Quindi l'evento delle settimane sociali ha aiutato questo, secondo me, a fare da Trieste una vera Chiesa, una Chiesa a cui si vive bene, si sta bene, si riesce a vivere. Erika? Ma io rimanevo sempre incantata dalle sue parole, dalla sua capacità di usare parole semplici, immediate, legate alla quotidianità, e una modalità di parlare che era veramente democratica, accessibile a tutti, comprensibile. Lui ha usato poi nel suo magistero, negli anni, ma anche qui a Trieste, delle parole che a me hanno risuonato molto. Soprattutto l'invito che ci ha fatto alla fine in Piazza Unità, quando ci ha chiesto di essere artigiani di democrazia. Lui in precedenti incontri, tra l'altro io ho avuto la fortuna anche di incontrarlo, di dargli la mano più di una volta nella mia vita, è stata un'esperienza bellissima, molto emozionante, l'ho fin abbracciato una volta e lui mi ha detto nell'orecchio mentre lo abbracciavo, mi diceva non si dimentichi di pregare per me, cosa che ho continuato a fare. Ma lui aveva questa capacità di esprimere alcuni concetti. Quella volta io l'avevo sentito che parlava del lavoro e aveva espresso delle parole, delle qualità per definire che cos'era un lavoro buono. Una tra queste parole era la parola creativa, ma non credo che sia una parola che molti papi abbiano usato nel tempo, la parola creativo e creatività, facendo riferimento al lavoro artigiano proprio. C'è dell'uomo e della donna che operano per costruire delle cose concrete. Quindi quando lui ci ha chiesto di essere artigiani di democrazia, non ci ha chiesto di parlare di democrazia, ma ci ha chiesto di rimboccarci le maniche e di metterci proprio fattivamente a costruire processi veri di democrazia. Ecco, io credo che questo sia un impegno che io mi sono sentita di portare a casa senza ombra di dubbio, ma credo che sia un impegno proprio per tutta la nostra Chiesa e anche per la nostra Chiesa triestina, cioè farci proprio capaci di essere uomini e donne che costruiscono ponti, che costruiscono relazioni. C'era un'altra parola bellissima che lui ha usato fino all'ultimo, che era la parola ascoltare. Sì. Ecco, ascoltiamoci. Abbiamo tante cose belle in questa nostra città, in questa nostra diocesi. Ci sono esperienze così varie, così significative, così strane e originali, e c'è una grande bellezza in tutto questo. Allora, credo che sia importante guardarla, questa bellezza, ascoltarla. E farla anche, parlarne. Certo. Perché poi non è scontato che se ne parli, questo è un altro problema, certo. Di cui la mia categoria ha alcune responsabilità, ma è un altro discorso. In questi giorni, no, viene fuori una cosa che in realtà si percepiva, cioè che Papa Francesco era così come lo vedevi, cioè adesso io non voglio usare, c'è una definizione, no? Si dice non giudicare mai un libro dalla copertina, la copertina corrispondeva al libro. Sì, io penso che Papa Francesco ha avviato tanti processi e lui è stato questo, lo ha dichiarato fin dall'inizio, per cui è vero, uno può dire, ma che cosa è cambiato? Beh, è cambiato, io penso, il fatto di una Chiesa che vuole essere dentro una storia e a partire dalla propria identità, che è quella di essere radicata nel Vangelo. Anche a Trieste ha detto non dobbiamo togliere lo scandalo di Gesù, di un Dio che si fa carne, che ha compassione, che ha tenerezza, che ha misericordia. E però ho detto, ha avviato tanti processi, e lui non ha avuto la pretesa di arrivare a delle conclusioni. A volte siamo fatti così, no? C'è un problema, lo risolviamo e lo chiudiamo.
lui li ha vissuti, li ha attraversati aprendo delle finestre, aprendo degli sprazzi, e che adesso richiederanno ulteriori cammini, anche a volte precisazioni canoniche, teologiche, però io penso che questa è stata la cosa bella, che mentre c'era la fatica di tematizzare alcuni problemi, questi sono aperti, a volte sono divisivi all'interno della Chiesa o nel mondo, e però è bello se c'è una Chiesa che si fa partecipe nell'affrontarli, c'è quell'ascolto reciproco, c'è la consapevolezza che lo Spirito Santo c'è e parla, e talvolta anche che non abbiamo le soluzioni facili. Lo ha detto anche a Trieste, di guardarci dalle ideologie che talvolta allettano molto ma che però poi ingannano, mentre invece si tratta di costruire anche su dei solidi principi. Ci ha ripetuto che a volte non bisogna scendere a compromessi, per esempio sulla dignità delle persone umane, sul fatto che ci sono persone che sono scartate, la cultura dello scarto, mentre invece si tratta di valorizzare e cogliere il valore di ciascuno. Per cui tante cose, ma a me piace sottolineare, perché lui guardava a come Gesù si relazionava con le persone, e per lui non era importante l'imperatore che stava a Roma, ma il povero che incontrava sulle strade della Palestina. Tu eri giù la scorsa settimana per il giubileo degli adolescenti, però insomma poi hai anche assistito proprio in piazza San Pietro, mi sembra, no? al funerale. Sì, ho assistito proprio in piazza San Pietro al funerale sabato mattina. In realtà è stata anche una fortuna, dovevo andare già giù per il giubileo degli adolescenti, il Papa è mancato, quindi come abbiamo scelto di partecipare al funerale, è stato molto bello. Seppur sempre con un clima triste, questo si sentiva soprattutto il giorno del funerale, è stato molto bello, molto partecipato, si è vissuto molto bene. È una cosa che ricordo sicuramente sono le parole dell'omelia e gli applausi quasi continui durante l'omelia, proprio a dimostrare l'affetto che tutta la cittadinanza, tutte le persone che erano lì, ma anche le persone a casa, avevano per Papa Francesco. Papa Francesco anche per me è stato forse il primo Papa che ho vissuto veramente, perché sia Papa Giovanni Paolo II, che avevo 2 anni. Non li hai conosciuti. E Papa Benedetto XVI, sapevo che erano i papi, però non li vivevo, vivevo con la fede bambina. Invece Papa Francesco è stato il primo Papa veramente che ho visto, che ho seguito, di cui ho ascoltato, di cui hai seguito gli insegnamenti. Quindi partecipare al funerale, oltre a far parte della storia, è stato proprio commovente, e quindi gli applausi erano proprio anche da parte mia, ma da parte anche dei ragazzi che avevo a fianco, sono stati proprio sentiti. E un'altra cosa bella, che forse nella casualità dei fatti, che non chiamerei casualità, Papa Francesco ha voluto che ci fossero proprio i giovani a Roma, proprio gli adolescenti durante il suo funerale, che è stato secondo me una cosa molto bella, proprio per dire che la Chiesa giovane è viva e c'è. Quindi dava l'impressione, non so, lei che poi ha avuto modo anche di non interfacciarsi direttamente con lui, ma insomma di essere veramente, cioè il funerale di sabato, ok, c'erano 50 capi di Stato, quante delegazioni, eccetera, però al di là poi di tutto quello che si può raccontare di quella presenza, però era un orpello. Forse probabilmente era importante che ci fossero loro quel giorno. Ma io credo che era importante che ci fossero tutti quel giorno, direi. Anzi, credo che proprio, non so, io non ricordo un funerale di un Papa con una presenza così autorevole, diciamo, di persone, uomini e donne, che in questo momento stanno determinando le sorti un po' della nostra umanità e del nostro pianeta. Io credo che sia stato molto importante che ci fossero quelle persone, che quella fosse un'occasione anche di incontro fra di loro,
Non so quanto questo poi potrà essere risolutivo, però è un segno che questo Papa, questa Chiesa è ancora un luogo che in qualche modo si può fare portavoce di una speranza per il futuro, di una speranza concreta che è fatta proprio, è cresciuta e maturata anche sulle parole del Papa. Non dimentichiamoci le sue encicliche, Fratelli Tutti, i gesti simbolici e profetici che questo Papa ha fatto, andando a incontrare persone da tutto il mondo, ma anche religioni molto lontane da noi. Ecco, io credo che tutto questo, quel giorno lì, al di là della commozione, anche del dolore, perché io personalmente l'ho vissuto come un dolore, anche pur sapendolo inaspettato, però credo che anche lì sia stato proprio, lui si sia raccontato in tutto, sia nel funerale pubblico, sia poi nel funerale privato, che mi è parso altrettanto significativo, così proprio intimo, in un luogo intimo, vicino a delle persone che erano gli ultimi, quelli che proprio lui ha amato più di tutti. Mi è parsa anche quella una scelta veramente profetica. Adesso molto, no, Monsignor Trevisi, in questi giorni si sta leggendo, si sta scrivendo, si sta ascoltando, eccetera, veramente di tutto, di più. I cardinali sono assediati da torme di giornalisti, eccetera. Insomma, al di là è del tutto inutile fare pronostici, ipotesi, sono tutte cose che lasciano veramente il tempo che trovano. Le rifaccio la domanda che le feci già una settimana fa più o meno. Possiamo già, come dire, storicizzare il pontificato di Papa Francesco o dovremo attendere ancora qualche tempo? Non so, io penso che certamente questi sono giorni nei quali ciascuno è chiamato un po' a riprendere quali sono gli insegnamenti che più ci ha lasciato in una miriade di direzioni, che talvolta possono essere anche un pochino scelte in base anche un po' al pensiero, alla visione di ciascuno, ecco, e questo potrebbe essere un po' una riduzione. Però io penso che questi sono ancora i giorni, almeno per me, più che il pettegolezzo su chi sarà il prossimo Papa, che non lo sappiamo adesso, però di indugiare un po'. E io devo dire che nella nostra Chiesa, nella nostra città, davvero tante occasioni con le quali io stesso sono stato portato a dover dire allora, ma che cos'è davvero di bello e di grande che voglio custodire, per cui voglio ringraziare il Signore, per cui sono grato di aver passato questi anni nell'ascolto del Magistero di Papa Francesco. Poi su grandi questioni io penso sì, man mano ci si affinerà. Io già prima ho detto che tanti dossier sono stati aperti ed è stato bello questo, perché faccio un piccolo esempio, ecco, il tema della donna nella Chiesa, la sua partecipazione, il suo ruolo, ecco, è un tema aperto del quale evidentemente non sappiamo poi quali saranno gli sviluppi ulteriori e così via, e così su altre cose. Però io penso davvero che questa è stata una cosa bella, cioè il fatto che il confronto, il cercare di ascoltare che cosa lo Spirito, che cosa Dio ci sta chiedendo oggi. Io penso che questo resta, altre cose un po' alla volta le elaboreremo nella storia. Allora io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il Vescovo per essere stato con noi, ci vediamo come sempre la prossima settimana. Arrivederci a tutti, grazie.